c'erano solo, nero. Picciotti, picciritti, nichi, nachi, nichiusi, morbosi, nuzzenti, vecchi, spicchiarati, sgangolati, ripoggiuti, rapacchiati, sciavaganti, senza anni e senza renti. Buonasera, benvenuti, ben arrivati, bentornati, ben trovati, ben sistemati e ben ricogliuti a tutti. E logni e punti, e sicchi e rosse, e becci, e lari, e buoni, e tinti e sciafalari. Non sono il miglior poeta, e ve lo dimostrerò, ma sicuramente il più educato e soprattutto il più beccato. Mi chiamo Maurilio Riccardo Savona e sogno. Tignoso, zelloso, nervoso, focoso, scattoso, ambizioso, curioso, studioso, vizioso, neccoso, lagnoso, rovinoso, morridioso, lumorioso, gammaloso, scoccelloso, cartiglioso, ceribomboloso e per femmine fuso, risuso e diuso. A molti di voi la mia tigna non è nuova, e c'è chi io, a vecchio di 50 anni. Altri pensano di averla vista da qualche parte, impossibile, ha avuto sempre compagnia. Io lo so invece dove l'avete vista, nel mio ultimo film titolato Rapina al supermercato. Non vi ricordate? Io ero l'addetto al reparto pelati in offerta speciale. Comunque ultimamente ho fatto 2 spettacoli, il primo è stato un grande successo, la gente si ammazzonava tutta per nascere. Il secondo è stato un mezzo fiasco, metà pubblico fischiava, l'altra metà, meno male cugina. Adesso, vedendo poco fa tanti bambini, mi è venuta in mente una barzelletta dedicata ai bambini. Tema, gita domenicale. L'altra domenica abbiamo andato a Tindari, io, mio papà, la mia mamma, mia sorella Schietta, mia sorella maritata senza figli e mio cognato, e ci siamo mangiati al ristorante.